Buonasera. Buonasera a tutti, amici di Facebook, amici di YouTube, E quite. e l'ogni e i cuiti, come dice qua Rosalba. Allora, salutiamo a tutti, però ancora non c'è nessuno, già uno c'è in linea, lo salutiamo. E chi è questo? No, tre sono ora. Tre. Tre. E chi sono? Chi siete? Fatevi vedere, fatevi sentire. Ciao Luigi. Figuera, Ciao Lulu. Lulu Mazzara. Lulu Mazzara. Allora, perché abbiamo fatto questa diretta? Perché? Dillo tu, perché? Tanto per cambiare qua su Facebook anziché YouTube. Ciao Luigi. Luigi Veramente Fighera, ha salutato solo una a te. buona serata. Vabbè, è sottinteso che salutando a me saluta pure a te. Ah, sì? Ma certo. Ciao Antonella. Antonella Giancontieri. Ciao Antonella, buona serata. Dove sei Antonella? Giancontieri sembra un Grazie cognome Luigi. pantannese. Luigi ci sta dicendo che siamo grandi. Grazie Luigi. Un abbraccio sempre. Grazie Lulu. Allora ragazzi, abbiamo fatto questa diretta perché abbiamo intenzione di ringraziare il nostro avvocato, l'avvocato Nicotera, che si è impegnato tantissimo per risolvere questo caso che a lui stava molto a cuore, sia a lui che soprattutto a noi. Giustamente noi Allora, l'abbiamo aiutato è un psicologicamente. legale molto ma molto professionale nel suo lavoro. Ha visto le carte, le ha attenzionate al massimo. Ciao Maurizio. Perché naturalmente nel processo di appello, in base a come era andato il primo grado, essendo che il nostro legale del primo grado non aveva ascoltato i testimoni, non aveva Non avevo presentato non niente. aveva presentato niente, No, sulle le testimoni. prove. E quindi lui è stato veramente un grande, è riuscito, ha attenzionato naturalmente tutti i punti ed è riuscito ad avere naturalmente a fare il lavoro nella maniera È giovane come efficace. avvocato, non è un avvocato vecchiotto, è bello scagnottello, però Ma quattro è fili se li molto, mangia. molto professionale. Molto professionale, molto preciso nelle sue cose. Mi raccomando. Devo dire che avvocati si nasce, non si ci diventa. E questo ragazzo è praticamente nato avvocato. Solo Ma vedi questo, che non solo è un questo poteva ragazzo, valere. è maturo già, dai. Ma tu, vabbè, Rispetto a lui che è vecchio ci naturalmente, manca assai. Rispetto a me, giustamente. però è molto molto professionale. Molto, moltissimo. Molto, moltissimo. molto professionale. Ve l'ho detto, lui praticamente non è che è diventato avvocato, lui è nato già avvocato, già quando era piccolo praticamente si difendeva le cause dentro la pancia di sua mamma. È un Quindi penalista doc, un penalista quindi doc. automaticamente crescendo non poteva fare altro che l'avvocato. Ed è riuscito perfettamente perché è veramente bravissimo, l'opera d'arte, proprio bravo. Noi questa sera abbiamo intenzione di ringraziarlo pubblicamente, così che tutti lo sappiano, e giustamente anche con l'aiuto di Rosalba, perché lei voleva dire qualcosa in particolare nei suoi confronti. Vai, parla. Non è che diciamo che quello che ho detto prima in pratica è una persona molto professionale, fa le cose giuste, nel senso che riesce a ritrovare la verità nascosta, perché tante volte nei processi naturalmente si ha solo la verità giudiziaria e se non si riesce a trovare la verità quella giusta, naturalmente quella giudiziaria a volte non riesce a emergere al 100% la realtà dei fatti. Invece lui è molto molto minuzioso e dettagliato e riesce a far emergere la realtà, la realtà dei La fatti. realtà è la verità. Devo dire che il nostro caso era un caso veramente difficile, perché Ciao Rosa,
Ciao Maurizio. perché praticamente noi siamo partiti male. Questo processo non doveva neanche iniziare. Purtroppo è iniziato e non è finito per colpa giustamente Del nostro vecchio del legale. nostro vecchio legale, perché il Che nostro vecchio conviene legale ringraziarlo. ha fatto un piccolo sbaglio che a noi è costato Piccolo. un piccolo sbaglio che a noi è costato praticamente, è costato soldi, tempo, eccetera eccetera, e purtroppo ci siamo ritrovati in un abisso che era difficile uscire, se non aiutati da qualcuno che fosse veramente bravo e che sapesse soprattutto come risolvere il problema, perché una volta che nel primo grado non si presentano né testimoni e neanche prove, come si fa a risolvere un caso? avendole, giustamente nel processo di appello che cosa ci doveva mandare a presentare? Perché il processo di appello, per chi non lo sapesse, si basa tutto sul primo grado, sulle prove che sono state presentate nel primo grado. Nel primo grado non è stato presentato non niente. abbiamo presentato niente perché giustamente è stato uno sbaglio fatto dal nostro legale di fiducia. E quindi automaticamente che cosa doveva mandare a presentare? Quindi, non è uno sbaglio, diciamo che l'avvocato ha ritenuto opportuno fare così. Fare così. Esatto, un culo a gnacci. Mi pare giusto. Come l'avvocato? Quando vincono, abbiamo vinto! Quando perdono, hai perso. Mi spiace. Ma lui diceva sempre abbiamo vinto. Quando invece avevamo Vabbè, perso. pazienza, sono sbagli che si fanno normale amministrazione e noi ne paghiamo le conseguenze. Lo so, vabbè, questo. ma penso che anche lui ne pagherà le conseguenze care e amare, perché Vabbè, sbagli poi, di questo purtroppo, genere non si fanno a fare? livello processuale. Ognuno sa il Bisogna proprio, ognuno, analizzare bene allora, la ognuno fa il proprio documentazione. mestiere che sa fare. Esatto. Perché il mondo è suddiviso? Ci sono tanti tipi di pescivendoli, i pescivendoli piccoli, i Certo, tu pescivendoli ne sai medi, qualcosa, i tu pescivendoli ne sai grandi. qualcosa di Certo, pescivendoli. quando riguarda pesci. Ci sono i commercianti piccoli, i commercianti medi, i commercianti grandi. Esatto, uno nel suo mestiere si muove per come sa fare meglio. Lui ha saputo fare così e si è mosso così. Nessuno ci può dire niente, il suo lavoro l'ha fatto. Certo, è riuscito male perché noi abbiamo perso, però È che l'ha fatto il suo lavoro. non che è l'ha riuscito a far emergere la realtà dei fatti e questo è molto ma molto grave. Carissimo Ciao Antonio! avvocato del Ciao primo Antonio grado. Emilio! Invece bisogna veramente avere stima, rispetto per il nostro avvocato Nicotera, che è riuscito veramente a fare un lavoro molto molto professionale. Bravo, bravo veramente. Non ci sono Mi parole per mi descrivere. raccomando, potete parlare bene del nostro legale. Non potete sbagliare perché si chiama avvocato Nicotera, per cui non è che ce ne sono assai che si chiamano Nicotera. Pochi sono. Vabbè, abbiamo fatto qui. Peppino ci saluta dal Belgio. Peppino. Dal Belgio. Ciao Peppino, grande Peppino, da Ciao Belgio. Marcello. Come si sta in Francia, Peppino? Ah, in Francia. francese. Ma se quello chiama dal Da Belgio, Belgio, da Belgio. che c'entra Francia? Vabbè, non è vicino. Belgio e Francia non è vicino. No, problemi seri ci sono qua, problemi seri. Vedo colpa, scusate. Purtroppo. Molto, molto seri. Su Non avete coronavirus ha dato alla testa, oltre che al Ma che cervello, hanno anche alla cervello? testa. Ma che hanno cervello. Male, Vabbè, Alberto. ora Peppino mi capivo, perché io dissi No. Francia però giustamente intendevo dire Peppino Belgio. ci ha detto come stai e lui ti ha detto che sta male. E per la serie non hai capito un B. Ciao Maria, grazie Maria. No, non si può dire per contato. Brava Maria Sansone. Va bene ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per tutti quelli che hanno espresso nei nostri confronti Ringraziamenti. dei bei commenti, ci avete praticamente Ci avete detto delle parole. dimostrato un affetto. Guardate, noi siamo veramente emozionati e contenti perché praticamente il web sta rispondendo bene e questo ci fa sentire
Però, ancora a meglio. dire il vero, di tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, Sì. uno in particolare c'è stato del nostro collaboratore amico Ottavio, che a Ottavio, me, sì, l'ho letto il messaggio. che a me ha Bello. colpito particolarmente perché ha espresso tutta la realtà dei fatti. Sì, è stato molto sensibile Lui come ci è stato messaggio. molto molto vicino nel periodo che noi eravamo in giro con la signora, Sì. e quindi ha conosciuto, andavamo a prenderla nella sua casa, Cioè, bene o male era inoltrato sul nostro andamento. facevamo le serate assieme, al ristorante ci andavamo assieme, quando mangiavamo a casa stavamo assieme, Sapeva quindi quasi tutto, ci è va, quasi stato tutto. molto vicino e questo messaggio mi ha commosso particolarmente. Difatti lui non se l'aspettava una cosa del genere fatta da Maria, ma purtroppo Ma dico, se non fai il nome ti sente male? come? Io mi Perché rifiuto lo sanno pure di tutti. fare nomi. Ma se lo sanno tutti, Ma non scusa. è che c'è bisogno di fare nomi. È chiaro, Basta che scusa. dici la signora. Ma perché devo dire alla signora che si chiama Maria? Ah sì? Sì. A me va bene dire la signora. Ma poi stavamo dicendo? Stavamo parlando di qualche cosa, noi abbiamo scordato. Antonio, poi vedremo se possiamo fare un altro reality, però No, ora piano piano ci con metteremo molto lockdown, impegno. casomai facciamo il grande fratello, lo faremo. Ci metteremo molto impegno. O il grande Amichello. Perciò ragazzi, io continuo con i miei ringraziamenti, vi ringrazio tutti quanti per esserci stati vicini, anche e soprattutto per averci appunto, come ho detto poco fa, scritto queste belle parole, insomma ci fanno sentire ancora meglio. Ringrazio a tutti quelli che si sono iscritti al canale, perché ho visto naturalmente che gli iscritti sono saliti e questo ci fa ancora più piacere, perché abbiamo la possibilità, grazie a voi, di continuare ad andare avanti e crescere, perché noi cioè l'importante Noi è ci crescere, siamo, ci saremo perché purtroppo con appuntamenti, diciamo, sì, tem- forse giornalieri. non proprio giornalieri, ma comunque bene o male quando abbiamo tempo perché ci infiliamo una faremo bella un diretta. settimanale, che so che... No, settimanale no, No. troppo lungo. Troppo lungo, più curto. Vabbè, comunque. Ah, Poi decidiamo. esatto. Comunque ci faremo vedere spesso, molto spesso. Vedremo se vi fa piacere vederci, noi ci saremo. Altrimenti non ci saremo. La prossima diretta che faremo parleremo delle domande che ci volete fare, perché molto tempo fa, quando facevamo le dirette, voi ci facevate delle domande e noi evitavamo di rispondere. Se c'è Adesso no, qualche adesso domanda in se particolare, volete fare le vi domande noi rispondiamo. vi rispondiamo tranquillamente. Per cui la prossima diretta che faremo la dedicheremo tutta alle vostre domande. Intanto Per questa che sera, dici? per questa sera vi questa salutiamo. sera vi salutiamo. Vi raccomando, vi Con vogliamo un bene e io vi rinnovo. ringraziamento particolarissimo per il nostro avvocato Giuseppe Nicotera, che è veramente una cosa preziosa, Bacio. preziosa Per al noi bacio. è stato veramente... Che ve lo raccomandiamo davvero non con si fanno le raccomandazioni. con tutto il cuore. Se avete bisogno, rivolgetevi a lui, che è una cosa preziosa, indescrivibile. E soprattutto perché vi dice sempre la verità. Non è che è un avvocato che ti dice sì, vincemo, non ti preoccupare, e poi Non è ti che ritrovi in dice galera. la verità, riesce a trovare la verità, perché è legale, penalista soprattutto, veramente Mi sa professionale che e è pure valido. un buon investigatore. E perché quando... investiga e viene a sapere E cose quando riesce che a magari voi non trovare sapete. la verità, quando Esatto. riesce a trovare la verità, questa è la, diciamo, la cosa. È una persona veramente fantastica che vi potete fidare ciecamente. Noi già ha un bel pezzo che lo conosciamo. Per i Fortunatamente vostri abbiamo intoppi. avuto la fortuna di conoscerlo. Per i vostri intoppi della vita contattatelo. No, non è una pubblicità. No, Una pubblicità, completamente. Non è pubblicità. una pubblicità occulta. Ci venga a SEAE. Vabbè, diciamo che è un passaparola per la sua professionalità. Basta. È il top. Numero 1 in assoluto. Ciao salutiamo. Nicotera!
In Ciao, bocca al lupo Giuseppe. Nicotera, grazie ancora. Allora ragazzi, vi rinnovo l'invito. Andate a vedere il video, quello di Strano Amore Siciliano, Processo Maria di Trapani, ecco com'è finita. E soprattutto abbiamo bisogno, condividetelo perché abbiamo bisogno di un aiuto sul web, perché sul web mediatico. Noi solo questo possiamo contare, perché come avete visto già è un bel pezzo che noi siamo stati assolti, però purtroppo ancora non ne ha parlato nessuno delle televisioni. Caso strano. E abbiamo bisogno del vostro aiuto. C'è Covid. Esatto. Il vostro aiuto qual è? Il vostro aiuto è andare a vedere innanzitutto il video di quello che parliamo e soprattutto aiutarci a condividere questo video e farlo andare avanti in maniera tale che noi possiamo avere la forza di farlo conoscere a tutti, perché ci sono ancora molti che non lo sanno. È giusto? Dipende da voi. Ragazzi, Noi aiutateci ci voi. teniamo. Aiutateci Se voi. voi tenete a noi, Vi raccomando, noi ci siamo. vi raccomando, aiutateci voi. Iscrivetevi al canale e soprattutto condividete il video. Un grosso abbraccio dai vostri amici Alberto e Rosalba, i vostri lupacchiotti. Ciao ciao, Ciao. e una buona serata a tutti. Ciao ciao. Ciao.